amici telespettatori, buonasera a tutti, siamo nella rubrica del Cerco Lavoro e questa sera ho un ragazzo da presentarvi che è in cerca di lavoro. Ciao. Ciao, Ti chiami? Io mi chiamo Leonardo. Ciao. Leonardo, quanti anni c'hai Leonardo? Io ce n'ho 42. E tu praticamente sei in cerca di lavoro? Io sono in cerca di lavoro perché semplicemente il mio vecchio lavoro è mancato un anno fa, è mancato anche se c'era il titolare stesso mi chiamava per lavori così saltuari e stesso, ma per via di motivi particolari che non dico perché non posso divulgare in questo discorso. Ora sto cercando il lavoro così per farmi un futuro, un futuro, va? Certo. Quello che cercano tutti, va. Esatto. Dimmi Leonardo, che genere di lavoro sei interessato a trovare? Allora, io nel genere che cosa sono tipo un grafico pubblicitario, se stesso pure ho fatto pure come lavoro posso fare pure come magazziniere, anche pure come una professione, oltre sono diplomato di ragioniere, ma come professore di radiotecnico posso fare, come tecnico anche sull'amplificazione posso fare pure. A livello musicale perché... Quindi praticamente il tuo vero lavoro è il grafico pubblicitario, però automaticamente, dato che non lavori, ti adatti a qualsiasi tipo di lavoro, sì, ecco. A cominciare dal magazziniere a finire anche dal muratore, sì? No, muratore l'ho fatto, non tanta cosa, l'ho fatto ma... Un po' pesantuccio come lavoro. Per me non è cosa, perché è un lavoro che si impegna un pochettino molto, poi esatto. si fa il lavoro, l'ho fatto semplicemente, ma per provare. Hai visto che per motivi particolari a livello di cosa non lo posso fare tanto. Perché... Esatto. Quindi tu praticamente vorresti trovare o un lavoro o che si avvicini al tuo grafico pubblicitario, esatto, o un lavoro diciamo più leggerino, più leggero, diciamo, adatto per te, sì. Sì, tipo, non so, magazziniere abbiamo detto, oppure magazziniere come grafico, qualche ufficio, anche qualche ufficio perché io... Qualche supermercato, non so, sì, supermercato sì, supermercato tranquillo. Va bene Leonardo. E quanto tempo è che non lavori? Io lavoro un annetto. Ah, un anno? Senza lavoro? Lavoro, ma certo è dura, tirare avanti è dura. L'ho fatto, la cosa era un lavoro saltuario per fare. Va bene Leonardo, amici telespettatori, abbiamo conosciuto Leonardo, un ragazzo di 42 anni trapanese che praticamente è in cerca di lavoro. Se c'è qualcuno di voi diciamo che è disposto a dare lavoro qui a Leonardo, non può fare altro che contattarlo ai suoi numeri telefonici che state vedendo in sovraimpressione. Leonardo è qui che sta aspettando praticamente perché è seriamente intenzionato a mettersi a lavorare, per cui abbiamo detto come genere di lavoro magazziniere, qualche lavoro non so, leggerino, anche autista, sì? Sì, autista pure. Autista? Accompagnatore magari di persone anziane pure? No, non ti piacciono le persone anziane? No, pure lo potrei fare, ma a livello no, tipo sul discorso di polizia, aiuto tipo portarlo a qualche parte, sì. Esatto. Va bene. Dobbiamo dire altro alle persone che ti stanno guardando, no? Penso di no. Non credo. Perfetto. Allora, se c'è qualcuno... L'importante è che mi chiamano. Esatto. Se c'è qualcuno di voi disposto a dare lavoro a Leonardo, lo chiami al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Per la rubrica del Cerco Lavoro, Alberto vi saluta e vi saluta anche Leonardo. Ciao amici. Oh yeah!